Luca Di Angelo, protagonista di questo Macomerese Bosa. Allora, come hai visto tu la partita da bosano? Buonasera, è molto stimolante. Più che altro, secondo me è stato un risultato dettato dalla Gara di andata. Dove purtroppo siamo stati troppo superficiali e abbiamo concesso agli avversari di dominare quasi tutta la partita, perché in realtà il 2-0 dell'andata era anche stretto a loro. Al ritorno ci abbiamo provato, volevamo anche sfruttare qualche assenza loro, noi eravamo molto più motivati, ci abbiamo provato, siamo andati in vantaggio subito, poteva andare meglio perché le occasioni le abbiamo avute. Loro obiettivamente hanno pensato più a difendersi che a ripartire. Forse vi è mancato quello che vi è mancato in campionato, la stoccata vincente nei momenti importanti. Diciamo che sì, dai, forse subiamo un po' la mancanza di una vera prima punta, perché abbiamo molti giocatori di qualità con piedi buoni, però su tutte mezze punte, capito? Quindi molte volte ti manca quel giocatore d'esperienza che magari la prima palla sporca te la butta dentro. Ecco Luca, tu avevi esploso insomma gli anni scorsi anche con la maglia lanorese, poi Calangiano, su questa scelta di Macomer da cosa nasce? Guardi, in realtà nasce dal fatto che prima di tutto mi sono trovato, sono piazze bellissime, ho avuto la fortuna di stare in posti bellissimi dove mi hanno trattato benissimo. Diciamo che a Nuoro ho combinato qualche pasticcio, ho anche umilmente mi accorgo di aver fatto qualche peccato magari di maturità, capito? Potevo essere più maturo e gestire diversamente, anche perché avevo un signore allenatore. Invece ho fatto qualche errore e ne ho subito le conseguenze. Mi sono messo in gioco perché mi chiedevano di rimanere a Nuoro, mi sono messo in gioco, sono andato nell'ultima classifica, Calangianus, che non meritava ovviamente quella classifica. Da ultima classifica abbiamo fatto un miracolo, è stato molto come vincere un campionato, perché le situazioni che c'era bisogna conoscerle. Certo. E niente, quest'anno lo stesso qualche richiesta d'eccellenza è arrivata, anche dallo stesso Calangianus. Diciamo che un problema magari più extra calcistico, diciamo, mi sono voluto avvicinare a casa, certo. perché ho avuto qualche problema, diciamo, proprio nel vivere fuori, diciamo, però adesso la Macomerese chiede a te la salvezza. sì, ma la Macomerese c'ha una squadra di qualità, sono tanti giovani che secondo me sono anche tra i più bravi del campionato. Abbiamo 3 giocatori molto importanti che hanno fatto, tipo Tullio Ledda, che ha vinto anche il campionato eccellenza, col Fertiglia stava salendo con i playoff. Ci sono giocatori importanti, una squadra molto giovane, purtroppo a volte pecchiamo proprio di questo, di molti giovani. La cattiveria magari. Esatto, capito? Molte volte arrivi alla partita dove fai la partita però non riesci. Non la butti dentro. Esatto. Benissimo Luca, ti ringraziamo comunque, complimenti a te perché i piedi buoni ce li hai sempre e un grande in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie mille, in bocca al lupo a questo punto al Bosa che... Per la finale? Sì, sarai il primo tifoso. Esatto, perché da Bosano magari che ne so, l'hanno preso Ti aspettano tutti a Sarudia per la finale. Esatto. Grazie. Buonasera.